Asparagi dall'Ungheria, latte dalla Germania e dall'Austria, grano dalla Russia, tutto spacciato per italiano, veneto, ma assolutamente fuori da ogni parametro regolare e di tutela del consumatore, così come stabilito nel nostro paese. Al Brennero, davanti agli agricoltori arrivati da tutto lo stivale, le forze dell'ordine hanno scoperchiato un pentolone carico di prodotti spacciati spudoratamente per nostrani, ma che di nostrano, della fatica dei nostri agricoltori, dei nostri produttori, delle nostre aziende, non hanno proprio nulla. Centinaia se non migliaia di camion contenenti prodotti che richiamano l'italianità quando in realtà italiani non sono, e questo è un grave danno economico per la nostra agricoltura, perché si utilizza il valore aggiunto dei nostri agricoltori per speculare in modo sleale, e questo non è più accettabile. Non è più accettabile, soprattutto se si pensa a tutti i controlli cui sono sottoposti i prodotti agricoli, alle certificazioni che devono superare. È un qualcosa che reputo anche scandaloso. Pensiamo al fatto che non vale un concetto di reciprocità. Ad esempio, faccio l'esempio del grano canadese, dove viene utilizzato il glifosato per essere essiccato, poi viene importato in Italia, dove questa pratica è bandita da parecchi anni, e questa è una cosa su cui dobbiamo battere, ovvero quando un prodotto viene importato in Italia, ovviamente non possono essere utilizzati agrofarmaci dove nel nostro territorio sono banditi da parecchi anni. Questa è una slealtà nei confronti degli agricoltori vicentini, degli agricoltori veneti, degli agricoltori italiani, perché la nostra agricoltura, ricordiamolo, è un'agricoltura di valore aggiunto, che fa dell'eccellenza la propria priorità e che ha anche un ruolo fondamentale per l'ambiente, e questo non va mai Ecco, dimenticato. voi chiedete proprio a gran voce all'Europa intera che venga tutelato questo prodotto e la qualità del nostro prodotto. Certo, non a caso ieri è partita anche una raccolta di firme che proporremo a livello europeo. Dobbiamo raggiungere 1 milione di firme, al quale chiediamo appunto all'Europa che, come accade in Italia, venga scritta in etichetta l'origine dei prodotti. Questo è un punto di partenza fondamentale, è una trasparenza per il consumatore, perché non c'è libero mercato, non c'è libero scambio se non c'è trasparenza, e trasparenza vuol dire anche fiducia.